Buongiorno a tutti ragazzi, stamattina si sta bene, ci sta un bel vendicello, stiamo proprio fresco oggi. Già stanotte si stava bene, stamattina sta continuando così, con questo, diciamo, temperatura bella, ci sta un bel vento, si sta freschi, metto la firma fino a ottobre così. Il mare si vede benissimo ragazzi stamattina, come potete vedere, faccio lo zoom, eccolo qua, si vede chiaro chiaro, azzurro azzurro, quindi stiamo proprio bene bene. Oggi secondo me facciamo un buon Ferragosto e anche chi andrà fuori secondo me a fare un po' di barbecue starà bene ragazzi, perché si sta bene. Infatti sta un bel yacht sul mare, eccolo qua, molto grande, così già si vede, eccolo qua, sta largo, la temperatura è ottima ragazzi, oggi è 22, quindi speriamo che rimane così. E che dire ragazzi, buon Ferragosto di nuovo a tutti, divertitevi, qua a Salerno si sta bene, oggi facciamo le corna che non incominci il calore di nuovo. E abbiamo iniziato la giornata secondo me molto molto bene. Se rimane così, ciao avvocate, oggi si sta bene avvocate, si sta proprio a fine del mondo. La temperatura è bella, 22 gradi, quindi stiamo proprio freschi freschi. Sì, sì, sta pure un bel vento che non dà fastidio. Vedi il mare, si vede chiaro chiaro, azzurro azzurro da qua. Guarda, si vede anche la nave, dai. Ci sta un piroscafo, penso. Si vede chiaro chiaro. Quindi anche zoomato di molto, eccolo qua. Si vede chiaro. Quindi il tempo è buono proprio. Il mare è calmo. Quindi se mantiene questa temperatura qua, chiunque andrà a fare un barbecue o qualcosa diciamo simile così, si divertirà sicuramente in queste montagne. Io purtroppo oggi sto andando a Sunda, devo andare da mamma, però stasera non oggi, quindi dopo tengo le costine da fare, che stanno macerando da 24 ore, quindi pure io tengo da fare, quindi come ogni anno siamo bloccati qua, perché sia mia nipote che mia mamma si chiamano a Sunda. Sì, un po' di insalata vicino, giusto per tappare lo stomaco. Poi stasera mangiamo antipasto. Poi l'antipasto di qua è un mix, capisci? Mozzarella, prosciutto, melanzane a funghetti, melanzane ripiene, pizza di patate. Un casino, diciamo. Poi mamma ha fatto il babà gigante, mi ha detto con tutti i babà piccolini. Quindi un casino poi. Poi ti mangi la pizza a scelta, quindi poi non c'è, ma già l'antipasto ti fermi, quindi l'antipasto già è pesante, bocconcino, prosciutto, bravo. Quindi qua fanno molto contorni, questo è il problema, quindi melanzane arrostite, che ne so, zucchine alla scapice, tutte queste cose sfiziose, sai? Bocconcini, mozzarella, mozzarella impanata, quindi un casino, diciamo. Quindi già con l'antipasto ti potresti anche fermare, diciamo. Vabbè ragazzi, ci sentiamo dopo sul canale, scendo un attimo che devo andare a prendere i fiori a mamma. Invece mia nipote ha voluto i trucchi, io ho preso i trucchi e diciamo è la roba per
diciamo profumi, queste cose così. I fiori non ci piacevano. Quindi ragazzi ci sentiamo dopo, scendo, vado a prendere i fiori a mamma e ieri vado a portare. Quindi scendo adesso che ci sta meno traffico e la miglior cosa è andare ora. Ciao a tutti, ci sentiamo dopo ragazzi. Sì sì, io voglio un gelo, c'ha 12 anni, figurati i fiori. Vabbè, ciao avvocatella, ciao, ci sentiamo.